buongiorno, Barbara Braghille, Empatico Giornale. Siamo qui al Lido di Venezia, 82esima edizione Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia 2025. E ho il piacere di incontrare degli amici di Adria, della provincia di Rovigo, una cittadina molto bella nel Delta del Po, che hanno presentato un loro progetto. Sono Silvia Nonnato. Silvia, appunto, questo progetto è un progetto sui giovani, giusto? Sì, allora si tiene nel Palazzo Cordella del Comune di Adria, sede dell'esposizione Cinema in Polesine, una mostra documentaria di materiali iconografici sul cinema appunto girato nel nostro territorio. Però non è solo una mostra, ma è anche un corso, un laboratorio, uno spazio aperto ai giovani, dove abbiamo tenuto dei corsi sul cinema tenuti da degli esperti di fama, tra cui Gianfranco Angelucci, che è stato uno scrittore, sceneggiatore e regista che ha collaborato con Federico Fellini, Stefano Muroni, un attore che è anche un imprenditore culturale che ha fondato una scuola a Ferrara, la Blow Up Academy, col quale collaboro. E poi Ferdinando De Laurentiis, regista polesano, che ha tenuto delle lezioni di regia e di grammatica cinematografica, tantissimi, e poi Emanuele Taglietti, che è stato scenografo di Federico Fellini, Dino Risi, Ettore Scola, che ha realizzato tantissime scenografie. Qui nello spazio della Regione del Veneto oggi abbiamo parlato anche di quello che sarà l'imminente progetto. Sì, infatti da metà settembre partirà anche la realizzazione di un cortometraggio sull'inclusione sociale, dove alcuni ragazzi di diverse origini lavoreranno insieme per la costruzione, diciamo, di questo breve filmato, che appunto ha come temi quello dell'inclusione, cioè il fine è quello di capirsi a vicenda, no? E quindi il cinema come linguaggio che però supera le barriere e le culture e le varie culture di differenze, diciamo. Meraviglioso, meraviglioso. Ma Silvia fa questo e fa molto di più, perché tu sei un'appassionata di cinema e parlavi prima di una collezione. Sì, diciamo che negli anni ho raccolto diversi materiali, prima aveva iniziato insomma mio padre 50 anni fa tra i mercatini, le fiere, gli scambi tra collezionisti, è una passione che mi ha contagiata, diciamo, perché fin da piccola io ho sempre visto pile di manifesti in casa ovunque, e quindi poi questa passione, diciamo, è diventata anche la mia. Quella appunto di raccogliere manifesti, locandine, fotobuste e altri materiali riguardanti il cinema. Sì. Perfetto, allora senti Silvia, tu sei bravissima, io ti conosco, fai sempre iniziative culturali molto, molto belle, molto particolari. Si sono appena proposti qui allo spazio della Regione del Veneto, all'Hotel Excelsior, e viva la Mostra del Cinema, 82esima edizione. Barbara Braghille, Empatico Giornale, e Silvia Nonnato. Ciao. Ciao.